Napoli ha vinto 2-0 ieri contro il Genoa, andremo a vedere anche il primo gol di De Bruyne. Ci sono state polemiche molto forti da parte del Genoa, di De Rossi, della dirigenza dopo la partita. Chi ha fatto il Napoli? Chi ha preparato il Napoli? Paolo? Non ce l'abbiamo il Napoli? Sempre io. Paolo. Sì. Allora, che impressione ti ha fatto il Napoli? Intanto vediamo il Napoli di Paolo. Devo dire che non è che vi siete sbizzarriti con i nuovi acquisti, avete messo No. quello dell'anno scorso. Ma è anche perché io mi baso su quello che l'allenatore immagina di voler vedere in campo per le certezze, perciò giocatori di esperienza, giocatori di forza di gamba, perciò il 4-3-3 di Allegri è questo. Certamente poi io ho messo Oliveira perché io penso De Bruyne che è l'alternativa a periodi di Anghissà più che di McTominay. Poi se McTominay sta male un periodo, deve riposare un attimo, gioca centrosinistra perché, come ha detto lui, può giocare centrosinistra, centrodestra, si alza da tre quarti, si muove lui, è talmente intelligente che sa dove posizionarsi e andare a ricevere palla. Il rapporto alla squadra, perciò ha la libertà in questo senso, però per avere l'equilibrio che Max gli chiede più di ogni altro allenatore, per qualità, fisicità. Politano si ridiverte più da terzo attaccante alto, che dovrà tornare, però fare 30 metri in meno quando c'è magari la manovra, il possesso e ti arriva sui piedi e puoi puntare sarà più divertente. Santos dall'altra parte è un ragazzo che vuole lanciare, vuole mantenere perché ha una gamba, un'intraprendenza, è uno veramente sfacciato e va bene così. La punta è Højlund e questa è la squadra secondo me. Ho messo Buongiorno quando dovesse recuperare naturalmente, certo. Mancino, italiano, affidabile in questo senso. Ecco, al posto diciamo così, di Spinazzola ho messo Oliveira perché immagino Spinazzola da quarto basso a questa età, per l'atteggiamento, l'attitudine non sia sempre titolare per fare questo up and down, non è il quarto o il quinto di centrocampo, ma da esterno basso. Ha giocato ieri per affidabilità nel compito in fase difensiva. Il Napoli recupera bene Neres, se tiene Lang, se De Bruyne fa il De Bruyne, si entra in questo ruolo che può essere il ruolo non da titolare, da sesto 38, uomo del basket per sì, ma che magari si accontenta di quella mezz'ora di qualità come ha fatto ieri. Ragazzi, le grandi squadre devono pensare nella gestione ai 90 minuti della partita. Ma poi Allegri è uno che l'ha sempre detto questo: io ho bisogno di uomini che siano dei closer del il problema è sempre se il giocatore si sente superiore alla squadra. Dice Luca, solo quello quello che dice Luca è giusto, cioè non c'è più un valore della filastrocca, cioè della squadra iniziale, ma c'è un valore e io penso che Napoli abbia forse magari un'alternativa per fare un po' di gioco sempre nella zona centrale dell'attacco. Giovane anche, che Giovanni, che a lui piace e magari ne vorrebbe anche una di quelle caratteristiche in più. Detto questo, ci sono giocatori per fare un sacco di cose e per maneggiare la partita, e a Allegri piace maneggiare la partita. In questo secondo me può anche divertirsi. Poi l'augurio è che lei abbia, perché c'erano anche l'anno scorso questi. Però sono stati 3 settimane tutti insieme. Quindi l'augurio è che li abbia, però ha ragione Luca, non c'è più un valore solo delle squadre che state preparando. Il valore di una squadra, soprattutto dopo la prima sosta, sarà fatto subito. Il problema infatti è sempre l'atteggiamento dei giocatori. In questo caso parliamo però di un giocatore diverso. In questo caso parlavamo di De Bruyne, che è un giocatore diverso, che magari è intelligente, però l'ego ce l'hanno tutti quando hanno giocato a certi livelli. Innovatore di pallone d'oro per 2 o 3 anni, Sidi ha fatto la storia, che in questo Napoli guarda i suoi compagni e non abbia magari l'arroganza, io credo di no, di sentirsi superiore ancora in grado di poter fare la differenza a 90 minuti da titolare, poi decido io quando uscire. Cioè è l'inverso. Poi consideriamo che il Napoli comunque come obiettivo ha anche la Champions dichiarato quest'anno, e quindi lì De Bruyne, la sua esperienza può essere importante, ma Lang resta, Luca, e il Napoli chi potrebbe ancora prendere? Il Napoli vorrebbe prendere un attaccante in più, come diceva Marco Bucciantini, per avere un'alternativa in più davanti, oltre a Lucca anche un altro, se Allegri dovesse giocare con le 2 punte, soprattutto in Champions. E il nome che interessa di più al Napoli è Guiu,
del Chelsea. Il Napoli sarebbe pronto anche ad acquistarlo, cioè Manna sarebbe pronto anche ad acquistarlo. In realtà a livello economico, ripetiamo sempre il solito refrain, vale anche per il Napoli: prima si vende e poi si compra. Questa è una condizione che in questo caso ha dato Chiavelli, quindi il Napoli stesso a se stesso. Però se non c'è la cessione, non il prestito, perché Lang ha avuto delle richieste in prestito, fra cui anche quella dell'Atalanta, il Napoli questo tipo di operazione non la farà. È vero che si sono sondati anche nomi un po' più importanti, quello di Nicolas Jackson, Gabriel Jesus, Zirkzee, però se il Napoli ha bisogno di fare un investimento davanti lo vorrebbe fare su questo ragazzo qua che stiamo vedendo, che peraltro ha anche segnato abbastanza ed è molto giovane, non rientrerebbe neanche in lista, quindi ha un po' di caratteristiche che stuzzicano il Napoli e che stuzzicano Allegri, però c'è bisogno ancora di far spazio. Anche qui torniamo al solito refrain, bisogna vendere, perché il Napoli ha tanti giocatori, questo l'ha detto De Laurentiis dall'inizio di questa stagione, quindi dal 1° luglio, il giorno della presentazione di Allegri. Abbiamo tanti giocatori, dobbiamo dar via, ce ne sono tanti ancora che sono ancora a Napoli. Grazie. Allora, adesso come fanno i professori? Chiamerò Di Canio alla lavagna, perché parliamo un po' di Inter e voglio far vedere 2 gol bellissimi. Allora, cominciamo a parlare un po' di quello che è successo ieri tra Genoa e Napoli. Ci sono state delle reazioni molto decise da parte di De Rossi, anche da parte della dirigenza del Genoa, per il primo gol del Napoli realizzato da De Bruyne. Fallo o non fallo, se ne è discusso molto, andiamo a vedere. Allora, prima poi vi chiedo un vostro parere, perché comunque così vediamo anche cosa pensate. L'abbiamo visto in tutte le salse, lo rivediamo naturalmente anche a rallenti. Spinta di De Bruyne, appoggio di De Bruyne a seconda dei punti di vista, e poi rete dello stesso De Bruyne. Allora, questa è stata considerata, diciamo, una zona un po' grigia. Qui vediamo il contatto da dietro con De Bruyne, che però secondo me determina una linea importante su 2 cose. La prima si è già vista, qui lo rivediamo, non solo in questa partita, e la seconda è secondo me uno dei punti proprio che Orsato ha voluto di più sottolineare all'inizio proprio della stagione. I 2 punti sono: primo, l'intervento, la linea di intervento del VAR è molto molto più alta rispetto a quello che eravamo abituati. L'abbiamo visto per esempio anche su un fallo di mano oggi presunto in Torino-Milan prima che segnasse il Milan. Cioè il VAR interviene veramente solo in casi in cui l'arbitro non aveva la possibilità di esprimere un giudizio coerente dal campo. Quindi tutte le cose metà e metà, diciamo così, non prevedono più l'intervento del VAR. È una linea che si avvicina molto di più, diciamo, all'idea UEFA del VAR rispetto all'idea FIFA del VAR invece. La FIFA era più orientata a un interventismo un po' diciamo maggiore rispetto al protocollo originale. Anche in Italia l'anno scorso con Rocchi si era andata, l'aveva detto lo stesso Rocchi qui da noi, su una linea un po' più interventista del VAR rispetto al protocollo originale. Con Orsato da questo punto di vista si torna un po' invece all'origine del VAR, cioè interventi solo su chiaro e definito errore o se l'arbitro non può intervenire. In questo caso, per esempio, il giudizio è lasciato all'arbitro, il VAR non interviene perché questa è una decisione di campo e, sia errore o non sia errore, viene lasciata esclusivamente all'arbitro. Allora, innanzitutto, giro di opinioni: per voi è fallo o non è fallo? Siccome Orsato è l'allenatore di questi ragazzi che vanno in campo ad arbitrare, L'ha detto lui stesso, sono l'allenatore. ci deve far capire se questo qua per lui è fallo o no, perché poi se no ci vuole chiarezza, perché da qui a fine campionato ci sarà un altro episodio simile che dovrà essere valutato nella stessa maniera. Mio parere, non me ne voglia nessuno, per me questo è fallo. Poi l'ha lasciato andare, va bene. Ma per chiunque ha giocato a calcio questo è fallo, E ragazzi. non l'ha fischiato Luca. Ma ora litighiamo tra di noi. No, Ho capito, c'è colpa nostra. Allora, No, secondo nel me senso, il discorso Anche secondo no, me non è ha fallo, fischiato. Paolo. Fabio. Ma Fabio. io che sono di quelli che voglio tollerare di più proprio perché già, ce l'avevo già alta il livello di contatto dalla Premier, che do le medaglie d'oro. Ma questo è fallo anche in Premier tutta la vita, cioè arriva da dietro.
Cioè, ho sentito dire, ma taglia la strada, è in protezione palla, da 1,5 metri davanti, con la gamba d'appoggio che gli viene colpita contemporaneamente, non può piantarsi a terra e poi c'è la spinta con l'avambraccio sulla schiena, perciò lo sbilancia del tutto e lo manda a terra. Se non è fallo questo, al di là che si è spostata la linea e l'interventismo troppo che c'era prima del VAR, non deve essere questo, perciò è stato lasciato giustamente, perché questa è la nuova linea. Al di là che la nuova linea ha deciso l'arbitro e va bene così, che il VAR non deve intervenire, ha lasciato la libertà, ha sbagliato, fallo, basta. Cioè, comunque ha sbagliato. Però dal mio punto di vista è fallo. non dice quello, Però non dice che ha esatto, sbagliato. mi interessa. No, lui dice no, certo. Mi interessa Orsato di più. dice che è una zona, Orsato dice che è una zona, Orsato dice, quello che abbiamo letto sulle dichiarazioni è che è una zona, diciamo, grigia di intervento, cioè che è lasciata alla, secondo me, più che dire ha sbagliato o non ha sbagliato, si sta cercando in questo momento di far individuare agli arbitri, agli addetti ai lavori, alle televisioni, la linea di intervento. Quindi lui dice, può anche aver sbagliato l'arbitro, secondo me. Lo deve dire però. Ma Chiaro. lui no, perché no, però Beppe, Però se noi lui siamo dice in tutti- questo momento ha sbagliato l'arbitro, questo era fallo, allora tutto quello che poi da qui in avanti dirà ritorna nella confusione. Allora questo è fallo, allora un'altra spinta non è fallo. Lui in questo momento sta dicendo... Però Però qui- oggi era fallo. Oggi abbiamo guardato le partite insieme e tutti questi tipi di intervento, difensore in protezione, attaccante che va fisicamente a questa conquista, l'hanno fischiati. Fuori Tutti area. anche Fuori area. fuori fuori Perciò, area vedi e la anche più discriminante? lievi. Ora, poi Vasquez davvero taglia la strada, però... Ma tagliasse una cosa, sta prima, cioè corrono tutte e due in diagonale per andare sulla ma palla, sulla cosa- perché c'è no, un però- 1-2, arriva prima, 1,5 metri prima, sta davanti alla palla, con il corpo e la gamba copre completamente la palla, come quando c'è una ribattuta che i difensori si mettono così per farla prendere al portiere, lì non fa questo ma la copre. Sì, ma E gli infatti- viene data una botta Paolo, sullo siamo stinco siamo laterale tutti- siamo e poi tutti cosa? d'accordo, Per tanto cui al che di là, oggi era ma fallo. io ascolto quello che dice Fabio, per cui se la linea è quella mi va anche bene, Ci va bene. però è esasperato come in questo un caso. minore intervento sui E contatti. siamo tutti d'accordo. E siamo tutti d'accordo che non si deve più andare, come è stato fatto, a cercare per forza la cosa che fa cambiare la decisione dell'arbitro. E siamo tutti d'accordo che si interveniva troppo. A me non chiarisce tanto, cioè non sono tanto convinto del fatto di dire, siccome ha visto l'arbitro, il VAR non interviene. Perché cioè, secondo me non è quella la filosofia del VAR. Però La filosofia del VAR è quella di no, ma la evitare filosofia del VAR che originale- avvengano errori, nel senso che una valutazione sbagliata dell'arbitro no, non è- deve essere no, corretta. No, vedi, non è tanto così. La filosofia del VAR iniziale non era questa in realtà. Cioè, l'arbitro ha ancora la possibilità di sbagliare. Cioè, il VAR non interviene perché deve intervenire in tutte le occasioni per togliere gli errori che non siano chiari ed evidenti. Cioè, che non dipendano dal fatto che siccome l'arbitro è lì e lo vede in diretta, non lo vede attraverso le immagini, vale la sensazione dell'arbitro. È quello che si dice anche a livello web. Vabbè, è quello che cercavamo, no, è vero, perché diciamo troppi interventi Però del questo VAR, sembra per un cui chiaro ed evidente errore. la sensibilità dobbiamo Questo sì, riportarla sì, all'arbitro. da noi, Ma da noi. sembra dalle immagini, però loro dicono la sensazione che ha l'arbitro dal campo è che quella spinta non sia stata determinante. Poi può sbagliare, però resta decisione dell'arbitro. Fabio, mi va Ho bene. capito, va Chiarezza, benissimo. coerenza. Oggi eravamo a vedere la partita del Milan, cioè stasera. Vlasic, l'anno scorso quello lo davano quel rigore proprio senza pensarci. Non l'hanno dato. Perché anche qui la Va linea bene. cambia, cioè la linea Va è bene, se il movimento sempre così, non basta che è sempre largo, ma se per esempio provi a toglierlo, il movimento è più congruo, c'è una linea inferiore di intervento, perché c'erano troppi rigori, perché una linea cioè una linea precisa che permette al VAR di intervenire ogni volta che il braccio è un po' più largo, così è, creava poi confusione negli arbitri. Fabio, però io ero il Io vi più sto ideologizzato dicendo- di tutti del VAR e rinculo anch'io. Sono d'accordo con quello che avete, con queste nuove linee e tutto. Detto questo, però, se da un fallo scaturisce un gol, il VAR deve intervenire. Ma sì, E quindi ma io se non sto dicendo se che non sia- Orsato, se per Orsato, io voglio sapere se per Orsato quello di ieri era fallo o no, non la zona grigia, perché se ricominciamo a riempire, il campo è verde. Hai ragione. No? E le decisioni sono bianche e nere. Ma hai se ragione sul ricominciamo a fatto del rimettere la zona gol, grigia, siamo punti a Ma il capo. punto è
può aver sbagliato l'arbitro, Sì. può aver sbagliato l'arbitro, ma è una decisione dell'arbitro. Certo, no, io sto dicendo un'altra Questo cosa. è Tu ci certo. hai chiesto a noi se Questo secondo è noi era fallo, a prescindere No, ma infatti, che spostano secondo voi magari fallo il non livello. so. Io non sono d'accordo, cioè nel senso che va benissimo che la strada è questa, ma secondo me non è un passo avanti. Sulle spinte non È è un che passo sia poi avanti. sempre l'arbitro, spesso il VAR non interveniva neanche prima. Ma che sulle qui poi c'è spinte. stato il gol. Che c'era stata poi la cosa, Quello che una diceva mano, due Marco, mani, mi cioè ricordate? se adesso noi andiamo a vedere certo. anche per il calcio d'angolo, che può diventare un'azione pericolosa, no? Un calcio da fermo, allora si vede anche quello, no? In alcune situazioni, abbiamo visto proprio stasera, qui scaturisce il gol, per cui almeno dire, oh, sei sicuro? Perché arriva prima con la gamba d'appoggio, per cui quello che diceva Luca è trovare un equilibrio. Tu hai detto giustamente, si vuole dare un taglio netto col passato, non intervenire sempre, ma io ti dico, è uno dei pochi casi Ma io non sto dove dicendo non quando sia vedi sbagliato. rallentato, di solito diciamo non vediamolo rallentato perché la In questi sensazione casi si vede meglio. è diversa, quella no, e dici magari dal vivo ti può ingannare, no? Perché rallentato ti può ingannare. Qui è al contrario, Però sulle dal spinte, vivo per me diciamo era che già ancora la più linea fallo era un po' che quella, viene un rallentato. po' esasperata da questo punto Però- di vista. Cioè, Però mentre era sbagliato, secondo me, sostituire il VAR nell'idea iniziale Con con, l'arbitro. la moviola in campo, Sì. perché a un certo momento È stata moviola era in diventata moviola in campo, secondo me dire interveniamo solo quando l'arbitro non ha visto, no, quando Cioè, l'arbitro non ha visto diventa o ha palesemente visto pericoloso, male, cioè- quando l'arbitro non ha visto o ha palesemente visto male, non quando ha valutato. Capito qual è la differenza? Cioè, questa è una valutazione Ma qui ha che valutato viene male, lasciata fra. all'arbitro. Però lui è ha una la visione. valutazione, lui Però ha la ho visione, capito, Luca, cioè, ha valutato. io penso Ha come te. valutato male. Però secondo Ha loro valutato male. secondo me sì, l'intensità- adesso Però stiamo- poi l'intensità dopo- la valuta lui La da valuta lui. Evidentemente La valuta lui da Sì, campo. perché non è da coperto, Napoli, cioè certo. fosse stato Poi coperto dopo gli avrebbero si potuto finisce- richiamare. A me quello che finisce- importa è determinare proprio questo, cioè la valutazione l'arbitro l'ha potuta fare, l'ha fatta liberamente, è lui che decide. Orsato è stato chiarissimo prima dell'inizio del campionato. Torniamo alla centralità dell'arbitro. Poi ha sbagliato, Orsato prenderà l'arbitro e gli dirà: per me quello è rigore. Però, Ma il Fabio, VAR non interviene. bello tutto, possiamo dirci una cosa, siamo italiani. Prima era, però non possono intervenire su tutto perché sennò si stravolge il gioco del Quello calcio, no. la pure se adesso cosa faremo? Però non può non intervenire, tanto siamo noi, cioè perché questo A me quello che è un interessa contatto è vero. che ci sia una linea precisa. Certo, Cioè, perché ma quello- non ci sarà, ma non ci sarà. Secondo me È la sensibilità degli arbitri che sono uomini e sono diversi per la loro idea di calcio. Ma quello è proprio quello che resta. Cioè, magari un altro arbitro ritiene che quello sia rigore e quello rimane la sensibilità dell'arbitro. Sulla possibilità di intervento del VAR e sul fatto che ci sarà meno interventi sul campo, sui contrasti, perché è uno sport di contatto, su quello che credo che possiamo essere moderati. E quando non ci sarà verrà fatto Io, Fabio, sottolineare. penso che il prossimo episodio così il gol verrà annullato E sarà avremo macello. capito come la pensavo. Come la pensava realmente Orsato. Però non verrà annullato dal VAR, verrà annullato dall'arbitro. Magari anche dal VAR, perché se va da un senso... Magari con che possa contatto ancora più intervenire, leggero. no? Ma secondo me invece su questo la linea sarà abbastanza decisa e io me lo auguro, perché quello, al di là degli errori uno dietro l'altro che si erano ripetuti nelle passate stagioni, quello che era diventato veramente impossibile era il famo come ci pare, cioè il fatto che ogni volta non interveniva la mano, non la mano, l'ha sottolineato anche ieri De Rossi, non ci si capiva più niente. Io spero che si vada, errori ce ne saranno, ma spero che si vada almeno su una direzione un po' più concreta da questo punto di vista. Luca, ci fai una raffica delle cose di mercato? Eccolo. Ciao amici napoletani, bentrovati. Partiamo subito da voi perché questa volta voglio davvero sapere che cosa ne pensate del dibattito che si è scatenato dopo Genoa-Napoli e soprattutto delle discussioni sul gol di Kevin De Bruyne. Secondo voi è stato un episodio regolare? Avete trovato eccessive tutte le polemiche che sono nate dopo la partita? E soprattutto, vi sembra normale che dopo una vittoria importante del Napoli si finisca quasi immediatamente a parlare più dell'episodio arbitrale che della prestazione della squadra?
Scrivetemelo nei commenti perché questo è un tema che merita una riflessione. Il Napoli ha vinto a Marassi, ha conquistato 3 punti pesantissimi e ha iniziato nel migliore dei modi il nuovo corso di Massimiliano Allegri. Eppure, invece di concentrarsi soprattutto sulla capacità degli azzurri di cambiare la partita nella ripresa, sull'ingresso decisivo di De Bruyne, sulla prestazione di Vergara e sulla gestione della gara, il dibattito si è spostato rapidamente sull'azione del gol. Ed è proprio qui che bisogna fare attenzione. Parliamo di calcio, analizziamo l'episodio, discutiamo se ci siano stati o meno contatti irregolari, ma senza trasformare ogni decisione in una guerra tra tifoserie. Perché una cosa è certa. Quando c'è un episodio controverso che riguarda il Napoli, soprattutto se quell'episodio arriva in una partita vinta dagli azzurri, il clamore mediatico può diventare enorme. E allora viene spontaneo chiedersi: perché? È semplicemente il normale effetto che produce una squadra importante, reduce da una stagione di vertice e nuovamente protagonista, oppure si sta creando un clima particolare attorno al Napoli. Io non parlerei di persecuzione come di un fatto dimostrato, perché sarebbe sbagliato trasformare una sensazione in una certezza. Però possiamo parlare di una percezione che molti tifosi napoletani stanno manifestando, quella di una squadra che viene osservata con una lente di ingrandimento molto più potente rispetto al passato. Ed è una sensazione che, in parte, può essere comprensibile. Il Napoli è tornato a essere una squadra che conta, ha vinto, ha ambizioni, ha giocatori di livello internazionale e adesso ha anche un fuoriclasse come Kevin De Bruyne. Quando una squadra torna stabilmente ai vertici, inevitabilmente aumenta l'attenzione nei suoi confronti. Ogni fallo viene analizzato, ogni contatto viene rallentato, ogni decisione arbitrale viene discussa, ogni episodio può diventare un titolo. Ma attenzione, questo non significa automaticamente che ci sia un complotto contro il Napoli. Significa che il Napoli è tornato sotto i riflettori. E forse bisogna anche imparare a convivere con questa pressione. Il punto però è un altro. Se prendiamo Genoa-Napoli nel suo complesso, possiamo davvero ridurre tutto alla rete di De Bruyne? Assolutamente no, perché il Napoli nel primo tempo non aveva brillato, il Genoa aveva chiuso bene gli spazi e gli azzurri avevano avuto difficoltà a trovare la giocata decisiva. Poi Allegri ha cambiato la partita con le sostituzioni, è entrato De Bruyne e ha portato qualità, personalità e imprevedibilità. È entrato Vergara e ha dato energia, corsa e coraggio. E il Napoli ha trovato il modo di sbloccare una partita che sembrava destinata a rimanere in equilibrio. Questo è calcio. Una squadra forte non deve necessariamente dominare 90 minuti, deve anche essere capace di trovare il momento giusto per colpire, e il Napoli lo ha fatto. De Bruyne ha trovato il gol e, da quel momento, la partita è cambiata. Possiamo discutere dell'episodio per 10 minuti, mezz'ora o un'intera giornata. Possiamo analizzare ogni immagine e ogni prospettiva. Ma alla fine non dobbiamo dimenticare che il Napoli ha costruito una vittoria attraverso le proprie qualità. E qui arriviamo al tema del cosiddetto sentimento anti-Napoli. Io inviterei tutti a non cadere nella trappola. Se esiste un atteggiamento prevenuto, va denunciato attraverso fatti concreti, non attraverso impressioni. E se invece siamo davanti semplicemente alla normale attenzione che accompagna una grande squadra, dobbiamo essere abbastanza intelligenti da riconoscerlo. Perché il rischio, altrimenti, è quello di trasformare qualsiasi critica in un attacco e qualsiasi discussione arbitrale in una persecuzione. Il Napoli non ha bisogno di questo, il Napoli ha bisogno di giocare a calcio, ha bisogno di vincere, ha bisogno di costruire una squadra competitiva e soprattutto ha bisogno di dimostrare sul campo di essere più forte di tutti gli ostacoli che incontrerà. Anzi, se posso dirla da tifoso, quasi mi piace che si parli tanto del Napoli, perché significa che gli azzurri sono tornati al centro dell'attenzione e quando una squadra torna a essere protagonista, inevitabilmente aumenta anche il numero di persone che la criticano. Fa parte del gioco. Quello che dobbiamo pretendere è equilibrio. Critiche sì, ma con gli stessi criteri per tutti. Analisi sì, ma senza trasformare ogni episodio in una sentenza. E soprattutto lasciamo che siano i risultati a parlare. Adesso però cambiamo completamente argomento, perché dopo questa lunga parentesi sulla partita e sulle polemiche, il mercato del Napoli continua a muoversi.
E qui ci sono novità molto interessanti. Il nome caldo per l'attacco è Marc Guiu. Il Napoli sta spingendo per il giovane centravanti spagnolo di proprietà del Chelsea e sarebbe pronto a mettere sul tavolo un'offerta nell'ordine dei 15-16 milioni di euro più bonus. Ma c'è un punto fondamentale da chiarire. Prima di poter chiudere l'operazione, il Napoli avrebbe bisogno di una cessione definitiva in attacco. In altre parole, senza l'uscita a titolo definitivo di uno tra Noah Lang e Lorenzo Lucca, l'operazione Guiu rimane complicata. Il motivo è anche legato alla gestione della rosa e degli slot per la lista Serie A. Guiu, essendo classe 2006, avrebbe inoltre il vantaggio di non occupare uno slot riservato agli over 23. Quindi il Napoli osserva, tratta e aspetta. E proprio le uscite possono diventare decisive negli ultimi giorni di mercato. Per Pasquale Mazzocchi, al momento, non sembra esserci una pista concreta con il Cagliari. La situazione resta aperta e il giocatore potrebbe valutare eventuali opportunità che dovessero presentarsi. Per Noah Lang, invece, attenzione all'Atalanta. Se la pista che porta a Rowe dovesse complicarsi, il club bergamasco potrebbe tornare sul giocatore del Napoli. Ma il concetto è sempre lo stesso. Senza cessioni il mercato in entrata diventa molto più difficile. E poi c'è una notizia importante su Walid Chedira. L'accordo con il Frosinone sarebbe ormai totale e l'operazione è stata bloccata dalla nuova proprietà del club. A questo punto bisogna soltanto attendere gli ultimi passaggi per arrivare alla definizione del trasferimento. E non è finita qui, perché c'è anche Cyril Ngonge. Il Monza continua ad essere interessato all'attaccante del Napoli e negli ultimi giorni ci sarebbero stati nuovi passi avanti per cercare di trovare l'intesa definitiva sulla formula dell'operazione. Il giocatore, inoltre, avrebbe già dato il proprio gradimento alla destinazione. Insomma, il mercato azzurro continua a muoversi su due fronti. Da una parte bisogna cercare di rinforzare la rosa di Allegri, dall'altra bisogna liberare spazio e risorse attraverso alcune cessioni e proprio da queste uscite potrebbe dipendere il prossimo colpo offensivo. Quindi attenzione a Marc Guiu, attenzione alla situazione di Noah Lang e Lorenzo Lucca e soprattutto attenzione agli ultimi giorni di mercato, perché sappiamo benissimo che è proprio nelle fasi finali che possono arrivare le sorprese più importanti. E adesso voglio tornare da voi. Che cosa ne pensate di tutta questa situazione? Vi sembra eccessivo il clamore nato intorno al gol di De Bruyne? Oppure pensate che sia giusto analizzare ogni episodio? E soprattutto, siete preoccupati dal clima che si sta creando intorno al Napoli? Oppure siete convinti che gli azzurri debbano semplicemente pensare a giocare e vincere? E sul mercato, Guiu vi convince? Preferireste puntare su un altro attaccante? E chi dovrebbe partire per fare spazio al nuovo acquisto? Fatemi sapere tutto nei commenti. Se vi è piaciuta questa analisi, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Attivate la campanella perché continueremo a raccontarvi tutte le principali notizie sul Napoli, le novità di mercato, le reazioni alle partite, le analisi post partita, i dibattiti televisivi e tutto quello che accade intorno alla squadra azzurra. Noi ci vediamo al prossimo video. Forza Napoli sempre!